speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo 2018. Nostro ospite Mario Collet, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Mario Collet, candidato per il partito Noi con l'Italia alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale di Treviso e Belluno, è il capolista appunto di Noi con l'Italia, nonché anche Mario Collet, sindaco di Follina. E allora, sindaco, uno dei problemi che come amministratori avete dovuto affrontare in questi anni, anzi che i cittadini sempre più vi pongono, è quello della sicurezza, è così? Sì, è vero, anche noi nel nostro programma elettorale del 2014 per assumere l'incarico di sindaco avevamo nel nostro programma appunto la sicurezza dei cittadini. E io dico che se non riusciamo a garantire la sicurezza ai nostri cittadini non siamo veramente uno Stato in grado di definirsi tale. Io partirei dall'esperienza del mio comune, dove abbiamo messo a disposizione dei cittadini un ufficio aperto tutti i sabati mattina, aperto ai nostri cittadini, dove queste persone potevano confrontarsi insieme al nostro vigile e a qualche esperto in materia di sicurezza per capire cosa si poteva migliorare, magari anche con dei sopralluoghi a casa per vedere i punti deboli e queste cose. Avevamo promesso anche di aumentare la videosorveglianza, poi per diversi motivi che non sto qui ad elencare, ma legati anche alle disponibilità finanziarie, non siamo riusciti a dotare il nostro comune di una videosorveglianza che si chiami tale. Per cui penso che bisognerà veramente intervenire a livello romano per far sì che queste iniziative possano prendere piede anche nei comuni. Perché purtroppo sono convinto che finché Venezia non diventerà capitale d'Italia, per ottenere determinate cose Roma è ancora la nostra capitale, è il centro del nostro Stato, e da lì si devono promuovere le leggi che poi vanno a beneficio dei nostri comuni. Per cui mi adopererò, se avrò questo incarico che io definisco meraviglioso da dover fare, di chiedere che vengano finanziate quelle leggi che vanno sicuramente verso l'aumento della sicurezza per i nostri cittadini. Occorrono anche più uomini, cioè bisogna che Roma, diciamo così, sì, per usare la sua espressione, mandi anche più uomini, e quindi ci riferiamo alle forze dell'ordine, dei militari, ma secondo me la cosa più importante sarebbe dotare già le forze che abbiamo dei mezzi e anche dei mezzi finanziari indispensabili per poter esercitare il loro compito. Io penso che come i nostri poliziotti, i nostri carabinieri in giro per l'Europa non ce ne siano. Sono delle persone qualificate che riescono a svolgere il loro lavoro con tanta passione, ma che tante volte si trovano costrette a non poter dare quello che sono in grado di dare per le ristrettezze finanziarie di cui i governi un po' alla volta hanno tolto. Senta, a questo proposito di forze dell'ordine, di garantire la sicurezza, in questa campagna elettorale c'è anche un dibattito, come dire, sulla possibilità di difesa dei cittadini, no? Tra lei che vive il territorio, tra i cittadini che percepiscono l'insicurezza e magari vogliono in qualche modo anche autodifendersi e quindi avere garantito, insomma, il diritto di difendersi, di tutelare la propria abitazione se si trovano magari un ladro in casa, e chi invece teme e paventa un rischio di Far West in cui ci sia chi si arrivi a farsi giustizia da sé. Ecco, no, noi siamo italiani e siamo con la testa sulle spalle. Io dico che la difesa è sempre legittima in casa propria. Non è possibile che all'interno della tua casa ti arrivi qualcuno che è malintenzionato, che poi
fa succedere quello che vediamo bene tutti i giorni sui media. Io non penso che si arriverà al Far West, io penso solo che se chi vuole entrare con cattive intenzioni a casa mia sa che là dentro c'è qualcuno che si può difendere, ci penserà ben non 2 ma anche 3 volte. Grazie a Mario Collet, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale di Treviso e Belluno per Noi con l'Italia, la coalizione di centrodestra. Grazie per essere stato insieme a noi. Grazie a voi per avermi invitato. E grazie naturalmente da parte mia a tutti voi per averci seguito. Vi rinnovo l'invito ai prossimi appuntamenti dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.